SPCGIL Veneto scende in piazza per ribadire le esigenze della popolazione più anziana, un'iniziativa che si inserisce nell'ambito della mobilitazione nazionale che coinvolge dal 17 novembre i pensionati di tutta Italia. Dal caro vita alla sanità, dalle case di riposo alla non autosufficienza, i temi portati avanti dalla CGIL regionale sono quelli più cari agli anziani e in particolare agli ultraottantenni, che fra 5 anni in Veneto saranno quasi 435.000. Diciamo delle richieste molto importanti e anche che da tempo cerchiamo di agire con la Regione, a partire sia dalla domiciliarità che dalla residenzialità, quindi tutti quei servizi che mantengono l'anziano al proprio domicilio, che comprende anche l'abitare, perché anche la casa sta diventando un problema per gli anziani, non solo, come la mobilità, quindi anche il trasporto pubblico locale, soprattutto per gli anziani, che ci sia sempre più presente anche nei piccoli centri. Dal 2022 il caro vita ha messo in ginocchio moltissimi anziani. Secondo Istat, nel solo 2024 gli over 65 anni hanno dovuto sborsare 1.545 euro al mese, ben 52 euro al giorno. Serve quindi una rivalutazione non penalizzante delle pensioni per tutelare il potere d'acquisto degli anziani e non solo. Poi si parla di una rivalutazione che venga fatta sulle pensioni in automatico e non che ogni legge di stabilità definisca o meno se ci sia la rivalutazione, come anche l'allargamento della platea per i beneficiari della 14ª e anche tantissime altre cose, perché la lotta non è solo per i pensionati ma anche per i lavoratori e le lavoratrici. Noi siamo a fianco, anche al loro fianco, per un lavoro che sia dignitoso, un lavoro che sia ben retribuito, con dei diritti, che sia soprattutto sicuro. Prevenire è meglio che curare, il detto vale anche per la non autosufficienza, la pandemia del nuovo millennio. Con l'invecchiamento della popolazione è infatti importante non solo prendersi cura delle persone più anziane, ma anche valorizzare il loro ruolo nella società. Lo si fa con delle politiche di invecchiamento attivo per scongiurare la solitudine, ma perché anche le persone anziane possano partecipare attivamente alla vita pubblica, perché tante persone poi si ritrovano anche a fare i volontari e le volontarie in associazioni culturali di volontariato. Questo fa bene non solo a loro, no, per vivere nella società, ma aiuta poi tante famiglie, tante persone che magari non trovano tutti i servizi di prossimità.